Va ora in onda Filo Diretto. Va ora in onda Lega Liguria con Fabrizio Graffione. Buongiorno a tutti da Genova e dalla Liguria. Oggi uno splendido sole, c'è stato molto vento nei giorni scorsi, ma speriamo che ci sia bel tempo per il prossimo fine settimana per i nostri graditissimi ospiti che verranno a visitare la nostra meravigliosa Liguria. Ma passiamo subito al primo ospite della mattinata, che è il nostro assessore regionale allo sviluppo economico, Alessio Piana. Ciao Alessio, ci sei? Buongiorno Fabrizio, ci sono, buongiorno a te e a tutti gli amici che sono in ascolto. Allora, dove ti trovi in questo momento, Ale? Adesso sono qui in Piazza dei Ferrari, nel cuore della nostra città, e sto andando in ufficio. Ho capito, sempre al lavoro e sempre sul territorio. Allora, a proposito di territorio, nei giorni scorsi tu sei stato anche a Savona insieme al presidente di Regione Liguria Marco Bucci e al presidente di Regione Piemonte Alberto Cirio per questa visita che c'è stata riguardo ai porti e alla logistica, perché ricordiamo che adesso Piana è anche assessore regionale ai porti. Allora, com'è andata Alessio? Raccontaci un po'. Ma è stata una visita piacevolissima, abbiamo toccato col mano l'operatività degli scali di Savona e di Vado, ed è un lavoro sinergico che stiamo portando avanti non soltanto con il Piemonte ma anche con la Lombardia, di completa sinergia proprio nell'ambito della filiera della logistica e della portualità, nella logica delle potenzialità della macro regione economica del nord-ovest, e quindi anche con il presidente Cirio abbiamo ragionato di zone logistiche semplificate, abbiamo ragionato di infrastrutture, di investimenti, di azioni sinergiche da portare avanti anche nei confronti del governo per quanto riguarda la richiesta di realizzazione di infrastrutture e tutte le opportunità di crescita e di sviluppo occupazionale per i nostri territori. Allora, un incontro che è andato molto bene, come hai giustamente raccontato tu, ma adesso volevo un attimino cambiare pagina, dai porti all'entroterra. Ecco, Regione Liguria sta svolgendo, continuerà a svolgere delle numerose iniziative a favore e a sostegno delle imprese dell'entroterra, e volevo un po' sapere da te che cosa si è fatto, che cosa si farà. Ma molto volentieri, guarda, questo non soltanto è un pilastro del governo, del programma di governo della regione, ma è un tema, un argomento che abbiamo fortemente voluto come Lega proprio nella direzione di tutelare, salvaguardare e promuovere un territorio fragile ma con delle enormi potenzialità. E proprio per fare in modo che le persone che lo abitano e coloro che ci lavorino possano continuare a farlo, ma anzi che ci siano sempre più persone più giovani che possano prendere in considerazione la possibilità di scegliere di vivere in quei contesti, stiamo portando avanti una serie di azioni molto concrete, un sostegno economico alle realtà artigianali, quindi PMI e commerciali presenti sul territorio, a compensazione delle spese di gestione che hanno sostenuto nell'anno precedente, misure dedicate alle nuove aperture di attività commerciali artigianali anche portate avanti da cooperative di comunità nei comuni dell'entroterra sotto i 2500 abitanti, interventi infrastrutturali anche per le infrastrutture digitali, non soltanto quelle fisiche, quindi rete, banda ultralarga, collegamenti satellitari, e una serie di sviluppo di servizi nella logica della telemedicina, del potenziamento delle case di comunità, degli ospedali di comunità, proprio per avvicinare la presa in carico delle persone dalla struttura sanitaria pubblica a quei contesti. Quindi insomma una serie di azioni che nell'insieme si accompagnano poi sicuramente anche alla promozione turistica, alla realizzazione di eventi
e tutta una serie di cose che stanno iniziando a generare una bella vivacità. Ecco, senti, queste misure di cui parlavi te, di Regione Liguria, hanno, io leggendo i giornali un po' tutti i giorni, ho visto che hanno riscontrato un grosso successo, ci sono tantissime imprese che hanno aderito, i bandi che avete fatto finora sono andati veramente molto bene. Sì, c'è stata una bella movimentazione, una risposta importante, c'è stata un coinvolgimento e il proattivismo anche del sistema camerale, delle associazioni di categoria. Devo dire, noi abbiamo costanti rapporti con un partenariato socio-economico e territoriale che ci aiuta a comprendere i bisogni e ci aiuta anche a portare a conoscenza gli operatori delle opportunità. Questo fa sì che tutte le nostre misure, tutti i nostri bandi siano sempre molto, molto utilizzati e che insomma non soltanto in termini di risorse FESR, quindi di fondi europei sullo sviluppo economico, ma anche di risorse proprie del bilancio regionale vengano in qualche modo al meglio utilizzati per ricadute positive sul territorio. Ecco, adesso veniamo a Genova. Tu sei genovese, io sono genovese e conosciamo bene il territorio. Diciamo che un po' la città capoluogo della Liguria negli ultimi giorni, io uso questo termine magari un po' forte, però mi sembra che sia così, guardando sia i quotidiani sia i social network, è stata un po' ridicolizzata la nostra Genova. Perché? Perché è stato presentato uno studio elaborato dal Politecnico di Milano e non si capisce perché, non si capisce bene perché non è stato fatto dalla nostra università, dove ci sono dei docenti molto bravi, sulla mobilità in Val di Isagno. Ecco, dopo la cancellazione da parte della Giunta Salis dello Sky Metro, si è pensato di fare questo studio e lo studio è diventato praticamente una cabinovia di Salis in Val di Isagno. La cosa, dicevo, ha fatto nel mio primo tempo sorridere molti genovesi. Se fosse stato il 1° aprile si sarebbe trattato senz'altro di un pesce d'aprile, ma la realtà purtroppo è così. Ricordiamo che c'è vento in Val di Isagno e comunque ci sono anche dei problemi di sicurezza. Immaginate una donna sola che deve prendere la cabinovia da in cima in fondo fino alla stazione Brignole da sola, magari con qualche malintenzionato a bordo. Ecco, tu cosa ne pensi, Alessio, di questo? Ma guarda, io sono molto amareggiato sia per quello che dicevi tu, e cioè perché la nostra città purtroppo è diventata nota alle cronache nazionali per un qualche cosa che francamente non rende onore a Genova e ai genovesi, perché è un progetto davvero che non saprei come qualificare. Davvero sembrerebbe proprio un pesce d'aprile, ma purtroppo non è, ed è corrispondente alla realtà, soprattutto perché questa amministrazione in neanche un anno, l'amministrazione del centro-sinistra che governa la città, attualmente ha di fatto in questi mesi perso più di 1 miliardo dei 7 che con fatica eravamo riusciti a trarre sul territorio genovese in termini di investimenti, di sviluppo, di progettazione, più di 1 miliardo di euro che proprio per queste scelte miopi e per il fatto di aver rinunciato alla realizzazione della Sky Metro, ma anche di altre infrastrutture già programmate e progettate, avrebbero avuto delle ricadute importanti sulla nostra città. Nel merito poi questo è veramente un progetto surreale che soltanto chi non conosce l'orografia del nostro territorio, le caratteristiche climatiche, può pensare di sviluppare. 18 minuti per fare 5 chilometri, con un'infrastruttura che comunque è impattante tanto quanto
quello che poteva essere la realizzazione dell'asse viario per lo Sky Metro, con delle difficoltà enormi nella logica della realizzazione delle stazioni intermedie che dal progetto sono ancora più come dire, improbabili rispetto allo sviluppo progettuale stesso, e quindi un qualche cosa che davvero sa di presa in giro più che di una proposta seria e percorribile, peraltro avanzata con spocchia, con boria, con un atteggiamento insomma, che non tiene assolutamente conto del confronto e dell'esigenza di dialogo con la cittadinanza. Tra l'altro i comitati di quartiere si sono già ribellati a questo studio, adesso staremo a vedere come andrà a finire. Ti ringraziamo perché che i cittadini incomincino un po' a comprendere di che pasta è fatta realmente questa amministrazione, perché come dire, nei confronti delle scelte che avevamo fatto noi come centrodestra rispetto a certi sviluppi progettuali, e avevamo registrato sicuramente anche noi resistenze, ma questa è davvero una presa in giro. Benissimo, ti ringraziamo perché il tempo a disposizione con te è finito, dobbiamo passare al nostro secondo ospite della mattinata. Fabrizio, ti scusami, una buona giornata, se vuoi un proseguire. buon lavoro. Ciao Alessio. Fabrizio, scusami. Ciao, grazie, buona giornata a tutti. Se volete proseguire, il secondo ospite non risponde per quello, quindi se volete andare avanti. Ho capito, va bene, allora possiamo proseguire con Alessio. Se è disponibile Alessio, abbiamo ancora qualche minuto allora. Ha appena messo giù, quindi... Ha appena messo giù Alessio Piana, allora attendiamo un attimino il nostro secondo ospite della mattinata, che è il consigliere regionale e presidente della terza commissione attività produttive, Armando Biasi, è sul territorio nell'Imperiese e sarà sicuramente impegnatissimo, e con lui volevamo un attimino parlare innanzitutto della cosiddetta ferrovia delle meraviglie, Cuneo, Breil e Ventimiglia. Perché? Perché finalmente dopo oltre un anno il governo Macron si è svegliato e ha ratificato la convenzione con l'Italia, e ricordiamo che l'Italia, grazie al nostro ministro del MIT Matteo Salvini e al nostro vice ministro genovese del MIT Edoardo Rixi, aveva già ratificato questa convenzione, pensate, l'8 gennaio 2025. Ci hanno messo un po' i francesi a ratificare questa convenzione, che è molto importante perché sostanzialmente divide in modo molto più equo i costi di manutenzione della ferrovia, ed è molto importante perché adesso finalmente si potranno fare investimenti su questa ferrovia. Pensate che nella tratta francese quel treno lì, siccome mancavano investimenti sulle infrastrutture, andava e va attualmente ancora oggi soltanto a 40 km all'ora, quindi proprio un treno lumaca. Fabrizio, mentre la parte italiana ci siamo, funziona bene. Sì, Abbiamo ci Armando sono. in linea? c'è Armando, presente. ci sei? Sì, ci sono, buongiorno. Buongiorno a te. Ciao, Allora, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ciao Fabrizio. Dove ti trovi in questo momento, Armando? In questo momento sono sul territorio della provincia di Imperia, che sto facendo un po' di sopralluoghi per valutare alcune problematiche di cui mi occuperò poi nelle prossime settimane. Allora, io ho già fatto una troppo lunga, anzi, introduzione su questa notizia del governo francese che ha ratificato la convenzione con l'Italia per la ferrovia delle meraviglie, Cuneo, Breil, Ventimiglia, Nizza poi ovviamente, ecco, ma tu ti eri già mosso nei mesi scorsi in Consiglio regionale, avevi presentato prima un ordine del giorno, poi trasformato in interrogazione. Ecco, grazie alla spinta di Regione Liguria finalmente i francesi si sono svegliati, Armando. Sì, diciamo che noi nel mese di novembre, io come gruppo Lega, insieme ai miei colleghi di lavoro del gruppo consigliare, ho presentato un ordine del giorno per sollecitare una collaborazione che sulla carta sembrava tale,
già dal patto del Quirinale Italia e Francia si erano detti e scritti e sottoposti anche un impegno per lavorare su temi comuni. Questo credo che era uno dei temi per noi che abitiamo nel Ponente Ligure, dell'intersezione del collegamento tra Ventimiglia, Limone, Cuneo, la parte francese, Tenda, Borgo San Dalmazzo, Breil, perché ci potesse essere una condivisione di questa importante tratta storica anche, perché purtroppo negli atti convenzionali l'Italia si impegnava per la manutenzione, l'Italia si impegnava per ciò che riguardava il servizio da dare ai nostri cittadini, pendolari, turisti, le stazioni sciistiche, le stazioni marinare. Per cui sicuramente questo è stato di stimolo, un grande lavoro fatto anche ovviamente dall'assessore all'assessore ai trasporti regionale, l'assessore Scaiola, ma credo che questo sia un risultato enorme di squadra. Quindi la Regione Liguria è riuscita nelle sue competenze, nel suo ruolo, di portare a casa questo importante risultato per i cittadini, perché noi siamo eletti per risolvere un problema dei cittadini del bene comune. Quindi questo per me è doppiamente orgoglioso, perché come da sindaco riuscivo a risolvere i problemi dei marciapiedi, dei parcheggi o delle esigenze sociali, anche questo è un tema importantissimo sotto il profilo turistico, culturale, ma di risoluzione dei problemi alle persone. Benissimo, senti, io con te volevo parlare, cambiare pagina, volevo parlare anche di un altro argomento che però è un po' tecnico, quindi mi devi aiutare te, Armando. Si tratta sostanzialmente del BIM e della stazione unica appaltante regionale. Innanzitutto spieghiamo cos'è questo modeling, questo BIM che è diventato obbligatorio in Italia per tutte le amministrazioni, per gli appalti pubblici, e spieghiamo anche che cosa hai proposto di fare tu. Allora, partiamo da un presupposto generale. Siamo una società che si sta evolvendo nell'informatica, si sta evolvendo nell'intelligenza artificiale, si sta evolvendo anche nelle tecniche informatiche nel mondo del lavoro. In questo caso parliamo di tutti gli uffici tecnici d'Italia, dei professionisti, architetti, geometri, ingegneri, delle ditte che operano nel mondo dell'edilizia e nel mondo delle opere pubbliche. Dal 2025 è diventato obbligatorio in Italia per alcune attività lavorative in appalto, che partono dal PNRR, partono dalle stazioni uniche appaltanti, che prevedono opere sopra una certa soglia, opere di manutenzione archeologica e soprattutto di zone vincolate e di interventi di importante ristrutturazione di opere pubbliche. Cosa stabilisce? Non più la facoltà, ma l'obbligo di utilizzare un sistema informatico che si chiama BIM. Che cosa prevede questo BIM? Che i capitolati che escono fuori nella fase, diciamo, redazione degli esecutivi progettuali siano collegati tra progetto e capitolato. Cosa succede però? E questo è il tema invece di cui ci occupiamo noi come parte politica, che i comuni di tutta la Liguria, di cui sappiamo che il 70% sono comuni medio-piccoli, essendo comuni medio-piccoli non hanno né le risorse né la formazione del personale per riuscire a ottemperare a un obbligo normativo, quindi rischiano di perdere dei finanziamenti già ottenuti, perché se non vengono progettati e realizzati attraverso questo sistema informatico e di software chiamato BIM, in realtà perdono il finanziamento. Allora cosa ho proposto, in accordo con l'assessore Moric, che ringrazio, di diventare noi come Regione Liguria, diciamo, stazione appaltante, riferimento unitario per i comuni medio-piccoli, sia per formare i dirigenti degli uffici tecnici, sia per sostituirci laddove i comuni in difficoltà nella predisposizione dei progetti per non perdere i finanziamenti, e quindi affiancare gli enti medio-piccoli in un percorso che sicuramente nell'arco dei prossimi anni poi li farà diventare autonomi, ma in questo momento credo che l'ente regione nel suo luogo come casa dei comuni possa sicuramente avere questo ruolo di centralità. Sono orgoglioso perché questa tematica l'ha portata in discussione soltanto la Regione Lazio e Lombardia, e martedì ho ottenuto il voto unanime anche delle minoranze, perché hanno colto che questo è un problema oggettivo, pragmatico e attuale.
Allora, sostanzialmente aiutare i comuni e aiutare a snellire la burocrazia. La mia battaglia personale, quella di snellire la burocrazia, è del gruppo regionale della Lega in Liguria, che credo aiuti molto le nostre amministrazioni locali. Ti ringraziamo, ti auguriamo una buona giornata e un buon lavoro. Ciao Armando. Grazie a voi, e il principio di snellire la burocrazia è uno dei miei temi fondamentali. Va bene, ti ringrazio. Allora, noi ci sentiremo giovedì prossimo con i nostri radioascoltatori. Volevo approfittare per fare gli auguri di buona Pasqua a tutta la redazione di Radio Libertà e ai nostri radioascoltatori sia della Liguria sia di tutta Italia. E per il momento da Genova e dalla Liguria è tutto. Linea a Milano da Fabrizio Graffione.